Bustiano Composto, coordinatore nazionale di Sardegna Nazione, coordinatore del comitato Sino Nucle, oggi qui a Teulada, Piazza Fontana, di fronte a un bronzetto sardo, rappresentanza della sovranità del popolo sardo. Chiediamo quali sono le iniziative e per quale motivo questa mobilitazione. Questa mobilitazione è una mobilitazione di sensibilizzazione del popolo sardo, serve per far conoscere al popolo sardo che c'è un referendum che si voterà in primavera, che farà pronunciare questo popolo sul nucleare. Cioè noi ovviamente siamo per esprimere un sì contro il nucleare, perché il quesito del referendum è: sei contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo smaltimento di scorie da esse residuate o addirittura anche preesistenti. Quindi la nostra mobilitazione è alla forma sarda, con una forma fatta di festa ma anche di determinazione nel respingere questo ulteriore tentativo di imporre al nostro popolo un'altra servitù. Già ci sono le servitù militari, già abbiamo le servitù di cava, già abbiamo tutte le servitù anche di carattere culturale, cioè ci impongono un'altra storia, un'altra lingua, e quindi questa volta il popolo sardo si dovrà pronunciare e finalmente si dovrà riappropriare del suo diritto di decidere, cioè della sovranità su questa terra. Grazie Bustiano.